Basta che non vado io anche io. No, l'ho messa una cosa così estemporanea su di me. Va bene, no, due minuti così, diciamo che... Ciao Presidente, questo è perché non comunichiamo in maniera corretta. Appassionati di sport sempre in diretta, ben collegati con Avelia HD. Gianni Veronesi vi saluta dal Paraolimpia di Verona. Queste immagini vi raccontano di una partita che sta per cominciare, un allenamento congiunto tra WTU Verona e Itas Trentino, due squadre che rivedremo presto nella Superlega di pallavolo maschile, e nello specifico ritroveremo proprio qui a Verona il 9 ottobre, quindi tra meno di un mese in campionato. Quella naturalmente sarà un'altra storia, ci saranno i punti in palio, ci saranno i giocatori che torneranno dall'impegno mondiale, ci sarà ovviamente il grande pubblico. Comunque c'è un piccolo discreto colpo d'occhio, oltre un centinaio di persone già presenti per assistere a questo allenamento congiunto che sta per avere inizio, con Verona alla sinistra del vostro e nostro punto di osservazione. Un'occhiata agli starting six, Spirito e Shaposkov per quanto riguarda la diagonale palleggiatore opposto di Verona. Intanto il primo punto dell'Itas Trentino, quindi Perrin e Keita, gli schiacciatori di banda, i centrali Grozanov e Cortesia, il libero Gaggini. Volti nuovi che si mescolano ad altri ben conosciuti. Intanto al servizio Javoronok per l'Itas Trentino, in vantaggio per 1-0 in questa apertura di match. La ricezione di Gaggini, Spirito, palla dietro e la pipe di John Gordon Perrin che apre lo score per Verona. Proviamo a decifrare anche lo starting six dell'Itas Trentino, con De Palma al palleggio, Javoronok che avete visto l'opposto. Tanto l'errore al servizio di Lorenzo Cortesia. Kasischi e Cavuto gli schiacciatori di banda, quindi Der e Berger i centrali. Intanto col mancino vorrà attaccare Keita, 2-1 per Trento, il muro su Matej Kasischi da parte di Alex Grozanov e Verona riagguanta la parità. Da una parte Radostin Stoichev, uno dei tanti ex di questo allenamento congiunto, così come ex è Angelo Lorenzetti. Dall'altra parte, tanto l'attacco in primo tempo di Der che riporta in vantaggio l'Itas Trentino. Allenamento congiunto significa che c'è estrema libertà da parte dei due allenatori di decidere quando terminarlo. Verona è reduce da un 4-0 contro Padova il 10 settembre. Intanto la pipe di Perrin che non chiude, si risistema Verona, e poi l'attacco da posto 2 di Keita, torna in vantaggio Verona. Numeri Keita, l'aquila del Mali, ecco uno dei nuovi arrivi, uno dei giocatori più interessanti arrivati alla corte di Rado Stoichev, e davvero uno dei giocatori più attesi in un ruolo chiave. Adesso lo vediamo anche in battuta, vedete anche Stoichev in una posizione decisamente anomala, vuole un punto di osservazione diverso. Intanto l'amico Kasischi si fa murare, l'attacco dall'altra parte di Cavuto, c'è la difesa a una mano da parte di Keita, non riesce a intervenire per tempo sul pallone John Gordon Perrin. Situazione di nuovo in parità,
4 pari, se non erro, anche se il tabellone ci dice ancora, anzi no, scusate, 4-3, giusto, 4-3 per l'Itas Trentino. Primo set è appena cominciata, la battuta di De Palma e poi il gran muro di Javoronok a dire di no a Shaposkov. In panchina c'è anche Jensen, il danese, che non ha giocato contro Padova, vedremo se ci sarà spazio per lui in questa partita. Intanto il primo break si è concretizzato per Trento, 5-3, adesso 5-4 dopo l'errore al servizio del giovanissimo palleggiatore Niccolò De Palma. Assente chiaramente, giustificatissimo, Riccardo Sbertoli, uno dei 3 campioni del mondo dell'Itas Trentino. Si fa murare Javoronok, ma c'è ancora un'opportunità sempre nelle mani del ceco. La parallela viene ben difesa da Spirit e poi si sistema per l'attacco Shaposkov e va a segno Verona con il russo gigantesco. Si fa notare per la stazza, se sei alto 2 metri lui comunque ti guarda dall'alto al basso. 5 pari. Buon avvio da parte di entrambe le squadre, ricezione, poi palleggia una mano di Niccolò De Palma e il muro di Verona, probabilmente con Lorenzo Cortesia, vantaggio veronese che ha quindi riassorbito il break e adesso va al servizio con Alex Grozdanov in vantaggio di un punto. Salto flotto a cercare Javoronok, il palleggio di De Palma, a cercare ancora l'attaccante di posto 4. Difende Verona, può soltanto palleggiare Shaposkov. De Palma, palla dietro, la pipe vincente di Matej Kasiński. Questi sono i colpi che tanti tifosi veronesi ricordano bene, ricordano con anche una certa nostalgia. Un giocatore che si descrive da sé. Classe immensa, cristallina, quella di Matej Kasiński. 6 pari. Cavuto, palla in rete. Resta Cavuto con il numero 7, i giocatori di Trento hanno numero sulla maglia, non quelli di Verona che vedete attaccare da sinistra a destra. Shaposkov, lancio altissimo di palla, pesta la riga della battuta, restituisce Verona la battuta agli avversari, va al servizio un altro giovanissimo, molto interessante, Martin Berger, classe 2003, termina a lungo il suo servizio. Abbiamo detto tanti assenti giustificati da una parte e dall'altra. C'è un Micheletto solo qua al palazzetto e non è Alessandro, bensì il padre Riccardo, che siede in panchina, è team manager nonché responsabile del settore giovanile, salutato con grande cordialità qui a Verona. Attenzione, Javoronok non riesce a realizzare il tap-in, palleggia soltanto Keita, prova a piazzarla, difende Pace, poi attacca dalla seconda linea Oreste Cavuto e porta il punto nel carniere di Trento. 8 pari, molto equilibrio in questo avvio di partita, già buon ritmo, e adesso Donovan Javoronok al servizio. Quindi assente Riccardo Micheletto assieme a Lavia, Sbertoli, nomi che fanno venire i brividi. Ci sono 3 campioni del mondo nelle file dell'Itas Trentino. Grande ace di Javoronok che non tiene la ricezione Keita, che deve ovviamente lavorare tanto su questo fondamentale, lui che a Verona dovrà essere impiegato da posto 4, non più come opposto come è stato per esempio nell'ultima stagione in Corea. Vediamo se Javoronok cerca ancora lui, stavolta prova a giocare morbido il servizio, palla che non passa, di nuovo parità a quota 9. Rado Stoicev quasi in campo come se fosse un giocatore, adesso riconquista l'area tecnica, mentre al servizio c'è Lorenzo Cortesia. 9 pari. Batte forte, buona ricezione del libero Pace, poi Javoronok fa insaccare la palla in rete. 10-9 per Trento. Altri assenti importanti nelle file di Trento e anch'essi ovviamente giustificati. Parliamo della coppia di serbi Podraščanin e Lisinac, mentre
Verona aspetta l'arrivo anch'essa di una medaglia d'oro. Grande intanto attacco di Keita, aspetta Leandro Mosca con l'oro al collo e aspetta anche Rok Mosic, gran protagonista anche lui con la nazionale slovena e atteso a un'altra grande stagione qui a Verona dopo il boom che ha fatto registrare nella scorsa stagione. Tiene la ricezione Javornok, palla dietro per Kasiski, c'è la buona difesa di Shaposkov e poi Keita, grande attacco del giocatore maliano. Belle cose sta facendo vedere la WIDIU Verona in questo avvio di partita, l'allenamento congiunto sostenuto a buon ritmo da Verona e Trento, possibilità anche per mettersi in mostra da parte di alcuni giocatori, il palleggio di Perrin, poi Shaposkov difende bene Trento e poi Cavuto sul muro 2 trova una notevole resistenza, un muro ben piazzato, ben coordinato e attenzione che Verona va avanti di 2 con Luca Spirito adesso al servizio. Ecco Spiritino classe 92, mai colonna fondamentale di Verona, se ne va come un aquilone il primo tempo di Der e Verona va avanti di 3 lunghezze. Spirito è il reduce, l'ultimo rimasto della squadra che conquistò nel 2016 la Challenge Cup agli ordini di Andrea Gianni. Ben piazzato ancora una volta il muro, adesso a 3, prima a 2. Cavuto riesce comunque a far toccare il pallone al terzo di rete e a ritrovare punto e battuta. C'è il time out con Lorenzetti già schierato e pronto a dare istruzioni ai suoi. E questa è anche l'occasione, intanto continua ad arrivare pubblico, ormai siamo forse nell'ordine del 150, forse 200 spettatori, sono tutti curiosi di vedere l'Opera Verona e c'è anche in corso la campagna abbonamenti, quindi occasione non solo per vedere i giocatori dal vivo ma anche per acquistare la tessera a prezzi molto convenienti. 14-11 intanto. Ricordiamo che Trento esordirà in casa alla BLM Group Arena contro Siena, squadra promossa che ricorderete ha acquisito il titolo sportivo di Reggio Emilia. Quest'anno sarà una Superlega a 12 squadre, quindi come l'anno scorso con un numero dispari, mentre sarà molto impegnativo l'esordio dei giallo-blu alla Palabanca di Piacenza contro la Gas Sales Blue Energy, una delle squadre più quotate sicuramente del lotto. Anche Verona potrà dire la sua in questa stagione molto molto interessante. Ancora la seconda linea di Kasiski, c'è il muro di Shaposkov. Verona avanti di 4 punti, 16-12. Alex Grozdanov, giocatore rientrato a Verona dopo esperienze, ha fatto un buon giro anche all'estero, aveva esordito giovanissimo qui a Verona, è ancora giovane chiaramente, però intanto ha maturato un pochino di esperienza. 16-13 quando vedete dai 9 metri Oreste Cavuto
palla forte, tiene bene la rotazione Keita, attacca Shaposkov, grande diagonale, mantiene un cospicuo vantaggio Verona, si prende il 5 Shaposkov da Radostin Stojcev. Giocatore russo, anche lui tra i più osservati e attesi in questa stagione, copre bene la diagonale, poi spinto, palla alta per Perrin, c'è la gran difesa di Cavuto e poi Kazischi che non passa, sono 4 tocchi, non c'è stata la rete, Kazischi un po' in difficoltà in questo frangente, Verona ne approfitta per aumentare il suo vantaggio quando vediamo Shaposkov al servizio, batte forte proprio su Matej Kazischi, ecco Matej che trova ancora il muro di Lidino, poi Gaggini dietro per il pallonetto, non è fortunato Perrin, palla fuori, c'è da spazzolare il campo, non ci sono le moppers, altro elemento che differenzia questo allenamento congiunto un po' dalla normale routine del campionato. Ovviamente non vedremo tante altre cose come il video check, diciamo che basterà l'occhio degli arbitri e il fair play dei giocatori nel caso. L'errore al servizio di Gabriele Nelli che è entrato nel frattempo, è entrato solo per la battuta Nelli. Pace, Bagher e De Palma, spinge il pallone di Kazischi, poi attacca ancora Shaposkov, copre bene la posta 6 Cavuto, palla ancora per Kazischi, il muro è in campo. Altro punto per la WIDIU Verona che va a quota 20-14. Un bel primo set quello della WIDIU Verona. Altra battuta pesante, chiaramente è una simulazione molto interessante, adesso il muro è palla fuori. Rammarica Keita 15-20, adesso fare un po' di attenzione a Donovan Javoronok là dietro, si sistemano un po' tutti, Perrin a destra, a sinistra c'è Keita, il centro Gaggini, riceve Keita ma è una ricezione esclamativa, la può correggere e finalizzare da par suo Matej Kazischi, prova Trento a ricucire lo strappo, tornare un po' in corsa, sono 4 i punti da recuperare. Non inquadrati vedo Gianandrea Marchesi, il direttore sportivo, insieme al presidente Stefano Fanini, ci sono rappresentanti degli sponsor, tutti qui per assistere a questo allenamento che precede una stagione che si annuncia davvero succosa. Intanto c'è l'errore da parte di Shaposkov, recupera un altro punto Trento. C'era da temere questo turno al servizio di Javoronok che opta naturalmente per un'altra battuta, questa volta non potentissima, va a cercare Perrin e poi Keita sulle mani del muro. Keita, giocatore che si è subito inserito nel gruppo, abbiamo visto
nel tunnel, intrattenersi con i compagni con molta simpatia. Intanto c'è Cortesia che calpesta la linea di battuta. Naturalmente per ora parla soltanto inglese Keita, poi vedremo se farà progressi con l'italiano. 3 punti da recuperare con Kasischi al servizio per Trento. Tiene bene Perry in irritazione, poi il pallonetto morbido, molto ben calibrato, rimane sospeso per aria, il tempo necessario per eludere il muro di Trento. 22-18, molto bene John Gordon Perrin. Giramondo che ha avuto un trascorso italiano alcuni anni fa a Piacenza. Spirito, salto flot, Javoronok, De Palma e Der. Buon primo tempo del belga, deve recuperare, va in prima linea Berger e in battuta appunto Der. Parte forte su Keita, Spirito, a segno Shaposkov. 23esimo punto per Verona e Keita adesso al servizio. Promette anche dai 9 metri Sfracelli il nuovo arrivo di Verona. Vedremo se questo sarà il caso. Fatto sicuramente fortissimo e non lontano dalla riga di fondo. Verona diciamo che si è potenziata anche in questo fondamentale. Servivano altri giocatori dalla mano pesante e Keita sicuramente lo è. In svantaggio Trento, prova a recuperare con il servizio, sistema il pallone sotto rete, Spirito, attenzione Grosdanov a non calpestare qualche piede di compagni. Tutto a posto, 24-20. Arrivano i set point per la Widio Verona. Non arriva invece il pallone. Ecco, recuperata una cesta e un pallone per il servizio di Alex Grosdanov. Salto flot, cercare Javoronok, Cavuto, diagonale in campo, annullato il primo set point dall'Itas Trentino con Oreste Cavuto. Prima del servizio che sarà affidato a Cavuto ancora un time out richiesto da Radostin Stoichev. Della squadra Umbra, ma intanto se siamo questo secondo set point per Verona, può contrattaccare Trento. Javoronok copre bene il muro, Javoronok non chiude, palleggio che mette un pochino in difficoltà Shaposkov che la mette comunque dall'altra parte, poi per fuori le mani del muro Javoronok che annulla un'altra palla a set. Ci vuol credere, Trento allena anche la capacità evidentemente di resilienza e magari capacità di recupero da situazioni difficili. La battuta di Cavuto potente, sfugge alle mani di Keita. 24-23, annullata anche la terza palla a set da parte di Trento. Vediamo adesso se Cavuto
cerca di nuovo la potenza, magari cercherà ancora Keita, questa volta più morbido. Gaggini, Spirito, palla per Keita! Keita! L'Aquila del Mali dispiega le ali, chiude il set, chiude i conti al quarto tentativo. Verona, vantaggio di un set dunque. Dicevamo dell'avvio di campionato che sarà sicuramente molto impegnativo per Verona, anche per l'Itas. Non si scherza, poi dopo la seconda giornata ci sarà la trasferta a Piacenza. La prevista playoff con una formula nuova, la studieremo ci sarà finale di finale per le squadre dal 7° al 10° posto. Questo è un po' diciamo per tante squadre, con la formula delle 2 vittorie su 3, poi quarti, semifinali e finale. Anche la novità è la finale per il terzo posto, che non è di consolazione, ma anzi è molto importante perché vale l'accesso come terza squadra in Champions League assieme alle 2 finaliste. Nel caso di studiare bene i documenti confermati, anche i playoff per il quinto posto che vale l'accesso alla Challenge Cup. Per quanto riguarda la seconda Coppa Internazionale, vale a dire la CEF, dovrebbe andare, siamo sempre condizionale, saremo più precisi, tanto siamo solo settembre, dovrebbe andare la vincente della Coppa Italia. Entrare pubblico fa naturalmente piacere. Guarda, mancano 20 secondi. Queste sono le premesse. Possiamo tranquillamente immaginare che questo Pala Olimpia tornerà a riempirsi come ai bei tempi, quando la squadra allenata allora da Gianni prende il 2015-2016 prese a Perugia l'accesso alla semifinale scudetto, il miglior risultato in termini di classifica per Verona, oltre a questa quella sicuramente una notevole stagione. Però non ci sono adesso senza trovare anche l'Ace. Su Berger non è impeccabile, diciamo. Keita si sposta, fa un passo avanti, la zona sarà presidiata dal libero ed ecco Gaggini in rotazione, c'è spinto dall'Ace da Keita, il Magliano viene contestato efficacemente a rete da Mattei Kasischi e Trento sul servizio di Berger si porta già sul 2-0. Ora Berger sempre sul Gaggini, molto alto per il tempo, riesce a metterla giù nonostante il muro a 3. Pronto il riscatto quindi di Aomori Keita. 2-1. Cortesia, pace in ricezione, Kasischi passa Verona
agguanta rapidamente la parità. Sul servizio di Lorenzo, cortesia, il campione del mondo Mosca, ma qui abbiamo il campione d'Europa Lorenzo Cortesia su Giapporo, fa suo il punto. 3-2, inossidabile fuori classe Mattei, che è arrivato più volte alla corte di Verona, ha fatto qualche occasione scampoli di stagione provenendo dall'estero e dando una grossissima mano a Verona nei finali di stagione. Gaggini che fare qualche certezza naturale in ricezione, ancora tanto lavoro da fare, davvero devastante, molto interessante con delle qualità fisiche e tecniche. Poi parliamo di un giocatore giovane, tra l'altro il rapporto con Verona è cominciato diversi anni fa, addirittura nel 2018. Eccolo qua che Keita per arrivare qui, che serabile maturato per farlo ancora. Ci sarà da divertirsi con Keita e compagnia quest'anno. 4-3 con Luca Spirito al servizio. Flotto, magari Zagoronok, Palma, Giusti prova un varco in diagonale e mette giù il pallone del 4 pari. Grande equilibrio nel secondo set, così come per buona parte del primo parziale. Poi ha innestato la quinta marcia, attenzione adesso al turno di Mattei, è fortissimo, questo è un ace, potenza e precisione. Mattei Kaczynski, grandissimo ace. Tutti vorrebbero, e chi l'ha avuto ancora lo rimpiange. Altra battuta micidiale, però in qualche modo Verona riesce a ricevere, poi sbaglia tutto il palletto. Una cosa più semplice doveva fare Keita, ha voluto piazzarla nei pressi della riga lunga. Errore di Keita, time out chiesto da Radostin Stoicev, 6-4 per 3. Quindi l'appello lo facciamo sin d'ora, non perdetevi quella partita, perché queste squadre adesso sono nel pieno della preparazione, sono anche appoggiate da 5-6 settimane. Sciapo di Cavuto, 7-4, prende il largo Trento nel secondo set. Altra grande battuta, bravo Gaggini in ricezione, pallone morbido in ricaduta da parte di Perrin, molto lontano da rete, segno Resto Cavuto, bellissimo, 8-4. Mentre arrivano istruzioni da parte di Lorenzetti a De Palma. Keita a braccio libero a mente sgombra e arriva un altro gran punto, davvero fenomenale questo giocatore in attacco, appena riesce
registrare la ricezione, davvero ci troveremo di fronte a uno dei giocatori più interessanti del campionato. Intanto Der va al segno dopo aver provato in precedenza a metterla giù. 9-5. Wout Der, centrale, anche lui molto giovane, è del 2001. Non benissimo in ricezione, pareggia comunque a una mano Spirito, arriva poi il muro su Gordon Perrin. 10° punto per l'Itas Trentino. Che adesso vuole capitalizzare il vantaggio. Vediamo se forzerà un po' la battuta. Der lo fa su Gaggini. Spirito si sistema per la palla lunga che attaccata da Perrin, poi non viene difesa a sufficienza da Trentino, rimane un po' sulle mani di Mattei Kaczynski. Arriva il punto di Verona a rompere un po' il copione, ma ci vuole naturalmente un break importante. Adesso Cavuto in ricezione, Palai De Palma, non sistemato benissimo questo pallone, attaccato basso da Kaczynski. Arriva il punto numero 7, ecco che Verona si riaffaccia un po' su questo secondo set, prova un po' a mettere il naso, a vedere se riesce a recuperare qualcosa. Ždanov, Cavuto in palleggio, attacca Kaczynski, gran difesa di Keita e poi Shapovalov non la spinge a sufficienza. Viene murato il russo. 11-7, mentre si prepara a servire il palleggiatore, molto bravo. Sono occasioni anche per fare esperienza. Nicolò De Palma deve ancora compiere 20 anni, nato a Trento. Batte lungo, troppo, e Verona rosicchia un altro punticino. Serve naturalmente qualcosa di più in fase punto adesso con Shapovalov al servizio. Vedremo quanto forzerà, se forzerà, sembra di sì. Batte in parallela su Javornok, retrocede De Palma per restituire il pallone al giocatore ceco, che però arriva tardi all'appuntamento con il pallone. 9-11, altro punto recuperato da Verona con il servizio. Vediamo quale opzione sceglierà adesso Shapovalov. Ancora parallela, beh, insomma è riuscito comunque a ricevere Javornok. Riesce comunque Verona con il contrattacco a portare a casa un altro punto firmato da Lorenzo Cortesia. 10-11, erano 4 i punti di vantaggio, adesso soltanto 1 per Trento. Con Shapovalov l'opposto al servizio, che ha una gran voglia sicuramente di mettersi in mostra e di contendere il posto a Mats Jensen, che ancora è in panchina. Attacco intanto parte di Trento, che ritrova 2 punti di vantaggio. Mats Jensen deve sicuramente riportarsi in pari con la preparazione, viene impiegato con parsimonia da Radosin Stoichev. Shapovalov troppo largo questo diagonale, torna avanti di 3 l'Itas Trentino. Tante novità anche all'interno dell'organigramma societario per la WIDI Verona. Già il fatto che ci sia questo importante title sponsor è una novità da salutare con grande piacere. Javornok
14-10. E tante novità le scopriremo man mano nel corso del campionato. 4 di vantaggio per l'Itas Trentino con Oreste Cavuto al servizio. Attenzione là dietro, Keita, attenzione Gaggini, questa palla era forse destinata al Magliano, ma c'è la rete in mezzo e arriva quindi il punto regalato a Verona, 11-14. John Perrin. Eccezione quasi sui 3 metri per Kasischi, gran attacco di Cavuto e gran difesona di Gaggini, l'altro libero Pace porge il pallone a Javorno, che è gran difesa di Gaggini, poi non so se arriverà anche su questo pallone, ci arriva ma c'è anche il muro di Javorno e c'è una simpatica spintarella a rete tra Javorno e Gaggini. Clima ovviamente molto disteso tra le due squadre, ci mancherebbe altro. Ed ecco Martin Berger su Gaggini, spirito, cortesia, buon primo tempo, scatta bene il meccanismo tra palleggiatore e centrale. 12-15, non tutto è perduto in questo secondo set per la WIDIU Verona. Si riporta in prima linea Alex Grozdanov, va al servizio dell'altro centrale Lorenzo Cortesia. Chissà che non ci sia spazio in questo allenamento congiunto anche per Andrea Zanotti, prodotto del vivaio insieme a Giulio Magalini, anche lui il giocatore che scalpita là dietro. 16-12. Verona le prova un po' tutte per risalire, ma saldamente tiene le redini del set l'Itas Trentino. Attenzione adesso perché c'è un altro turno insidioso al servizio con Javorno, che mi sembrava avesse calpestato la linea, ma mi sbagliavo evidentemente. Poi di seconda arriva Spirito. Trovare il punto penso sia il primo per lui, mentre continuano pian piano ad affluire spettatori al Palo Olimpia. Spirito, Javorno, De Palma, gran stampata su Kasischi da parte di Shaposkov. 14-16. Verona ci crede. WTU vuole subito mettere la mentalità vincente anche in queste sgambate. Sempre cercato Javorno al servizio, e poi un attacco di Matej Kasischi e si rammarica Perrin che si era sistemato opportunamente in posto 6, ma di fronte a quella bordata era impossibile tenere la palla e Trento riguadagna 3 punti di vantaggio. Adesso vediamo se Matej vorrà forzare questo servizio. Lo fa e come, sempre su Gaggini, bravo comunque in ricezione. Ebbene, prima era Cortesia, adesso l'altro centrale Grozdanov. Molto bene questo meccanismo da oliare tra palleggiatore centrale, sta dando buoni frutti in questo set. E adesso Keita, grande energia, grande forza, Pace molto bene, deve palleggiare Kasischi, attacca Cavuto sulle mura 3, prova in qualche modo a cercare la mano al terzo di rete e non c'è il tocco, non c'è, nessun giocatore si autoaccusa e quindi questo è. Sarebbe stato chiamato un video check probabilmente in una situazione di campionato. Uno da recuperare per Verona, Keita come una molla scatta e tira un gran servizione, ma la tiene, incredibile, non so come ha fatto, no, questo però c'è stato il fischio, come mai? Ad ogni modo arriva
il punto per Verona. Onestamente non so dirvi quale infrazione sia stata ravvisata all'Itas Trentino. Beh, va in rete il servizio di Keita, che però il suo dovere l'ha fatto abbondantemente, recuperando il break di svantaggio, e adesso si è rifatta sotto Verona. Keita non benissimo, no, direi anche maluccio qui, ricezione da registrare, da misurare, ma queste sono le occasioni giuste per farlo, quindi nessun giudizio di valore, nessun giudizio di merito, nessuna matita rossa o blu, ci sta tutto oggi. Anche questa ricezione non brillantissima di Gaggini, che peraltro credo abbia anche percentuali piuttosto alte. Poi il gran muro sulla pipe di Javoronok, muro mi è parso di Alex Grozdanov. Verona è lì, Verona è lì che morde il freno, che cerca di recuperare, che adesso deve alzare anche un po' la qualità del muro su questo servizio. Un punto soltanto da recuperare, sono le fasi decisive di questo secondo set. Eccolo il muro, eccolo qua, su Kasiski il muro di Lorenzo Cortesia, 19-19, grandissima stampata. E beh, il muro di grande qualità. Grozdanov all'attesa, davvero super lavoro in ricezione per Grozdanov. Il palleggio di spirito, attacco sotto rete di Perrin, gran difesa, parte con un attimo di ritardo Cavuto, è stato fatale questo piccolo, ha perso un attimo le coordinate Cavuto, è rimasto un po' lì e l'ha rimessa la palla, ma non nel corridoio regolare, e quindi c'è il sorpasso a quota 20 con un mopper d'eccezione che è Ivanov e il preparatore atletico su indicazioni di Rado Stoicev. Tanto si approfitta per ripulire il parquet anche e asciugarlo soprattutto dall'altra parte, con Francesco Bernardis che è il secondo palleggiatore quest'oggi. Tanto il mani fuori di Oreste Cavuto, e adesso ce le godiamo questi momenti finali del secondo set con queste squadre che non si risparmiano, che giocano a viso aperto, che danno vita a un match molto equilibrato. De Palma, troppo lungo il servizio del palleggiatore di Trento, e adesso fare i puntati su Shaposkov. Quanto alto sto giocatore non lo so, poi andremo a vedere anche i suoi dati anagrafici e soprattutto fisici. 21 pari intanto. Oreste Cavuto, anche lui un giocatore dotato di una certa mano calda al servizio. C'è Keita al centro, vediamo se batte proprio lì. No, va a cercare Gaggini. Spirito, palla al centro per cortesia, e questa volta va lunga la sua palla. 22-21. Di nuovo Oreste Cavuto al servizio, adesso con Trento in vantaggio di una lunghezza. In rete Grozdanov ora. Scusate, l'errore di Perrin. Intanto viene chiamata una sostituzione nelle file dell'Itas, mi è sembrato. È uscito Berger, sì, è entrato Nelli, ecco, sì.
Gabriele Nelli sul 23-22 per Trento. Forte Perrin tiene in qualche modo e poi Keita con un numero e poi Perrin a coprire in posto 6. Keita c'ha la palla buona, riesce a bucare il muro, non arriva in tempo Nelli. 23 pari Alex Grosdanov adesso in prima linea, si asciuga il campo e Lorenzetti ne approfitta per una sorta di mini time out, perché è ancora non completamente asciutto. Rimedia in qualche modo Vutder, palla in rete, quella di Lorenzo Cortesia, ed è Trento ad avere tra le mani l'opportunità di chiudere il set con Donovan Javornok che decide di mettersi in posto 5, ma prima del servizio c'è Stoichev che chiama il time out. Avete probabilmente ascoltato le parole di Radostin Stoichev. In questo time out si riprende a giocare con Javornok al servizio. Batte forte Keita, gran numero di Gaggini, ma non basta perché Keita mette fuori e l'Itas Trentino conquista il secondo set. 1 pari. Comunque segnali positivi sia per quanto riguarda Verona che Trento in questo secondo set. Per quanto riguarda Verona, ricordiamo che tra pochi giorni i giallo-blu voleranno in Polonia, a Lublin, per un triangolare con la squadra locale, gli UK Lublin. Poi ci sarà anche la squadra tedesca del Berlin Recycling Volleys, poi da Barkom Kazani, e sabato 17 ci sarà proprio la sfida tra Verona e Barkom. Quindi la WIDU giocherà la settimana prossima, il 24, al torneo di Montichiari, anzi la settimana successiva al torneo di Montichiari, con Milano, Piacenza e Padova, e la WIDU giocherà alle 17:30 del 24 settembre contro Milano. Chiaramente poi in caso di vittoria finale per il primo e secondo posto contro la vincente di Piacenza Padova. E può essere, anzi sicuramente sarà così, avremo modo di vedere all'opera anche Rok Mozic, che in questo momento si sta posando a Maribor, e Leandro Mosca, a cui giustamente la società ha concesso ancora un po' di riposo dopo le fatiche mondiali e i festeggiamenti, prima di tornare ad allenarsi con i compagni. Vediamo se ci sono dei cambiamenti. Non mi sembra che l'Itas Trentino abbia
No, c'è la novità, sì, c'è Nelli adesso in campo, vediamo. Questo sicuramente è l'elemento nuovo di questo terzo set. Mentre Verona mi sembra in campo con gli effettivi che hanno cominciato questo allenamento congiunto. Si riparte sulla situazione di un set pari con Spirito al servizio. Casischi, anche difficoltà per De Palma che quasi invade, poi la rimette di là Spirito. Spostazione adesso per Jaborno, ma c'è il gran muro da parte di Verona con Grozdanov. 1-0 per Verona. Quindi adesso in campo c'è Nelli al posto di Cavuto. Intanto l'attacco al centro di Bauder. Ed eccolo qui Gabriele Nelli, giocatore classe 97, visto tante volte all'opera qui a Verona, spesso giocava a Vibo. Bene Alex Grozdanov, 2-1. Vibo è una squadra che retrocessa contro pronostico, direi, in Serie A2, ma è stato veramente un finale di campionato incredibile, in cui ricorderete c'era in palio a un certo punto nell'ultima giornata sia la salvezza che un posto nei playoff, e c'erano squadre che potevano finire in A2 come raggiungere i playoff. Era anche il caso di Verona, che riuscì comunque a ottenere una bella e meritata salvezza. Tanto si scansa Keita, ma la sua valutazione è errata perché il servizio di Casischi è in campo. 3-2 per l'Itas Trentino. Si spiegano un po' Keita e Gaggini sulle posizioni da tenere, e adesso però c'è l'errore di Casischi. Time out chiesto da non so chi, ma mi pare da Stoichev. Si riparte. Ringraziamo Veglia HD per questo servizio che offre anche da bordo campo con i time out che possiamo ascoltare, mentre c'è l'errore di Mattei che giustamente continua a esercitare il braccio in battuta, questa volta non trova il campo. 4-3, ha comunque un break di vantaggio la formazione di Lorenzetti. Sull'assalto flot avanzano un po' tutti di un passo i ricettori di Trento, Nelli, De Palma e Javornok. Tutto molto bello, ma attenzione, l'arbitro non ha visto bene il punto di caduta del pallone e quindi credo che ordinerà la ripetizione del punto, ma vediamo se magari le squadre si accorderanno per dare il punto a una o l'altra. Certo, queste sono le situazioni in cui il check risolve tutto. A me sembrava in campo, ma io non faccio l'arbitro e poi soprattutto sono lontanissimo dalla postazione. 5-3, no, 4 pari, eccolo, sì, viene risistemato il tabellone, quindi il punto era stato assegnato a Verona. Adesso quinto punto ottenuto da Trento.
con Javorno, che adesso c'è il servizio con il centrale Wout Der, dotato di una gran castagna al servizio, non male per un centrale. Contesa a rete, non la chiude cortesia, spinge di là Perrin e poi combina mezzo pasticcio, anzi più di mezzo. Giordano si vede sfuggire il pallone dalle mani. Punto omaggio per l'Itas Trentino, 6-4. Wout Der di nuovo al servizio. Batte ancora fortissimo Perrin, però sulla testa di Spirito, e poi si rivede Shaposkov, 6-5. Mentre sto sbirciando gli esercizi che stanno facendo i giocatori della panchina, in particolare Jensen, solo per captare se sarà nelle condizioni di entrare, ma vedremo. Tanto l'errore al servizio, di nuovo 2 punti di vantaggio per Trento. Niccolò De Palma ora dai 9 metri. Wow! Sembrava una svirgolata qualsiasi, invece è arrivato un ace che ha sorpreso tutti. L'ha tagliata proprio bene, 8-5. Non ripete, prova a forzare, invece in questo caso arriva però ricezione buona e primo tempo con cortesia, e arriva il punto per Verona, punto dell'8-6, 8-6 in vantaggio l'Itas Trentino. John Perrin, Pace, palla dietro per Kazischi, 9 punto per l'Itas. Anche Pace è una novità, parliamo del libero di Trento, arriva da Santa Croce. Ha cambiato tutti e 2 i liberi anche l'Itas, l'altra novità è Laurenzano, non so se lo vedremo. Intanto prova e ci riesce ad imitare il suo compagno Javornok, ha fatto esattamente come De Palma, e senza chiamare time out Stoicev dice qualcosina e lo dice a Gaggini. 2 punti arrivati allo stesso modo, con questi servizi morbidi ma dalle traiettorie curve e malefiche. Adesso cambia posizione Javornok, batte a tutta e trova la rete. 10-8, 17 forse, 17? Sì, 17. Mi sono inventato un ottavo punto che non c'era, il servizio nelle mani di Lorenzo Cortesia. Javornok, De Palma, palla in posto 2, non chiude Nelli, ripropone lo schema Trento, ancora non chiude Nelli, Keita difende molto bene Pace, palla altissima, vediamo se l'attacca forte Javornok, sulle mani del muro, difende Perrin, palla di là però, non riesce a chiudere ed è entrato da poco dell'osso e c'era sfuggito il cambio, e poi viene Murato Kazischi ma non in campo, Murato fuori. 11° punto. Abbiamo osservato al volo anche Stefano Dell'Osso che è entrato. Diamo scusa, ma a volte i cambi qui vengono fatti anche in modo più informale, quindi possono sfuggire più facilmente. Allora, eccolo qui alla battuta. L'errore di Shaposkov che è un po' uscito dai radar. Non c'è più quindi Berger, o almeno al momento non è in campo il giovane centrale di Trento. Al suo posto c'è un altro giovanissimo di Bolzano, anche lui, Stefano Dell'Osso, che è del 2003. Eccolo, errore in battuta, si scusa con i compagni e fa posto al libero Pace. 12-8.
Verona era riuscita nella frazione precedente a recuperare uno svantaggio simile, vediamo se avrà la forza di farlo in questa occasione. Intanto attacco di Kaczynski, grande salvataggio acrobatico e anche rischioso, una rovesciata di spirito, meritava miglior fortuna. Arriva invece un altro punto per l'Itas ed ecco un cambio, ecco, fatto in maniera più, diciamo, canonica. È entrato Zanotti con Rafael, quindi scendono Spirito e Grozdanov. Cambio in cabina di regia, dunque adesso l'eterno immenso Rafael al palleggio. Keita, ecco il primo pallone toccato a Rafael, non al centro per Zanotti, bensì in posto 6 per John Perrin, che guadagna un punto importante per Verona. 9-13. Keita batte forte ma troppo largo. Credo che questo assetto non lo vedremo mai in campionato, perché mi pare che ci siano soltanto 2 italiani, o sto sbagliando, ma comunque non ha importanza. Palla dietro per Keita! Keita, mamma mia, quando prende il volo da posto 6 davvero non lo vedi più atterrare, e il pallone molto spesso è dall'altra parte, è per terra. 10-14. Andrea Zanotti, Pace si trova un po' il pallone addosso. De Palma, c'è un gran muro su Javorno, palla dall'altra parte per Nelli, ancora un altro muro di Verona. Pace, ci riprova Javorko, ancora un muro a 3, difende dietro Rafael, il bagger di cortesia, l'attacco di Shapovalov che non chiude, poi Matej, Kaczynski, fuori l'attacco di Matej. Applausi per le due squadre, stanno giocando quasi a ritmo campionato, si potrebbe dire, grande intensità. Adesso naturalmente attenzione a non lasciare chiazze di sudore sul parquet. 14 Itas, 11 Widiu e Zanotti al servizio. Pace, palla molto attaccata alla rete. De Palma, palla dietro per Nelli, c'è stato il tocco, sì, c'è stato il tocco del muro sull'attacco di Gabriele Nelli. Torna a più 4 l'Itas. Al centro dell'osso, mentre il collega di reparto Der va al servizio. Palla si ferma sulla rete. Shapovalov, il si era messo particolarmente in luce nel precedente allenamento congiunto con Padova, ha messo a segno, se non ricordo male, 19 punti. Già Zavornov, c'è la difesa di Gaggini, poi il gran attacco di John Perrin e Verona si rifà sotto 13-15. Molto bene l'attacco del canadese, giocatore di grande esperienza e anche di grande qualità. Si prepara Shapovalov. Nulla da fare su questo servizio che va in rete e Trento si mette con la +1 col palleggiatore al servizio. Altra battuta, diciamo, strategica, che però non sortisce l'effetto di quelle precedenti. Torna a -2 Verona. Ancora qualche attimo di attesa per asciugare il pavimento e si riprende a giocare con Perrin al servizio. 2 da recuperare. Gran servizio!
questo sarebbe stato un ace, poi c'è stato un recupero tardivo, ma la palla è ancora viva. Keita, gran diagonale, ci prova a mettere il piede Kaziski. Gran servizio di Perrin. -1 Verona. Il carattere e la volontà non mancano di certo, oltre alle qualità tecniche, a questa nuova squadra plasmata o in via, diciamo, di costruzione. Sulle mani di Radoslav Stoichev, che adesso va praticamente come se fosse un giocatore a complimentarsi con i suoi, dopo questo muro che permette a Verona di agguantare la parità. Stoichev è talmente vicino al campo che potremmo anche vederlo a un certo punto palleggiare o addirittura schiacciare. C'è adesso l'errore in battuta di Perrin, ma Verona ha completato in qualche modo la piccola impresa di recuperare uno svantaggio che si era fatto consistente, anche di 4 punti, ma attenzione adesso al servizio di un brutto cliente qual è Donovan Javoronok. Tiene bene Gaggini, Rafael e poi Lorenzo Cortesia. 17 pari. Cambia l'ordine dei fattori, nel senso che cambiano i registi, ma il prodotto è sempre di ottima qualità, di ottima fattura. 17 pari. Con questo With You adesso un po' a trazione straniera, ma c'è Cortesia al servizio, italianissimo. Pace molto bene in ricezione, non chiude il primo tempo dell'Osso. Vediamo se opta ancora, sì, il palleggiatore per il suo collega e trova il punto numero 18 l'Itas Trentino. Adesso c'è un cambio, entra Alessandro Bristot al posto dell'Osso. È del 2005, mamma mia, nato a Feltre nel 2005. Fallito il servizio, il giocatore che si è aggregato alla prima squadra e adesso il giocatore, non vorrei essere irrispettoso, ma potrebbe essere suo padre, è Rafael, che è del 79. Pace, il primo tempo senza tocco o col tocco. Il tocco c'è, è di Keita che se ne autoaccusa, pertanto l'Itas guadagna un punto e guadagna anche il servizio con Nelli. Con la concentrazione di Nelli, palla pesante, questa volta non tiene benissimo la ricezione Gaggini, ne approfitta sotto rete Der per riportare 2 punti tra l'Itas e la With You in questa fase calda del terzo set. Lo ricordiamo, la situazione è di parità per quanto riguarda il conto dei set, uno pari, 20-18 nel terzo, con Nelli ancora a esercitare la sua mano al servizio. Attacco pesante però di John Perrin, che sta salendo in questo parziale, 20-19. Adesso vediamo se Keita riuscirà a fare qualcosa di importante al servizio. Cala il silenzio sul palo Olimpia, batte forte male, si arrabbia Keita. 19-21. C'è Kaziski, ma prima Kaziski lo sa bene Rado Stoichev, bisognava chiamare il time out. Con la coda
occhio abbiamo captato il reingresso di Oreste Cavuto al posto di De Palma, quindi Lorenzetti vuole alzare il muro sul servizio di Kasiski. 21-19, la battuta del bulgaro, bravo Gaggini, però poi c'è il muro su Perrin, muro ben attrezzato per fronteggiare il canadese, pertanto rimane senza palleggiatore Trento con Cavuto in prima linea e Kasiski al servizio. 3 punti adesso diventano un solco molto importante, anche perché continua a martellare al servizio Kasiski, difende proprio lui, il palleggio dietro di Nelli per Oreste Cavuto, e questa Itas a trazione anteriore trova anche il punto numero 23. Se la ridono nella loro area i giocatori della panchina, con De Palma che si gode questo turno di riposo. Ancora difficoltà in ricezione. Keita! Una forza della natura, bisogna dire. Numeri Keita, lontanissimo dai, non dico dalla rete, ma anche dai 3 metri, è riuscito a trovare il campo. Intanto esce Cavuto, torna avere il suo palleggiatore Litas, eccolo qui a impostare per Javoronok, difende in palleggio Keita, attacca con un pallonetto morbido John Gordon Perrin, Sir John Gordon, Sir l'abbiamo aggiunto noi pur non essendo credo baronetto, e il punto numero 21 però è del Commonwealth, ecco, il canadese Perrin. 21-23 con Andrea Zanotti al servizio. Nelli smarcato da compiti di ricezione, Zavoronok, Pace e Kasiski in linea, il palleggio per Javoronok, difende Nelli, attacca Javoronok, c'è il muro ma la palla sfugge via e arriva il 24esimo punto per l'Itas. In prima linea torna Stefano Dell'Osso, pronto per la battuta c'è Der, ecco, viene formalizzato il cambio con Bristot. Raffaele per cortesia, molto bene Verona, annulla questa prima palla set. Vedete, doveva sistemarsi Radostin Stoicev, c'è libertà ovviamente assoluta di posizionamento, l'area tecnica diciamo si allarga a piacimento e Shaposkov va a servire a 3/4 di velocità, riceve bene Matej Kasiski, difende anche bene Trento, attacca con Mattei e arriva il punto numero 25 per l'Itas Trentino, che chiude così il terzo set, si porta in vantaggio nel computo totale, conduce per 2-7-1. Gran protagonista di questa ultima azione, l'immarcescibile, e poi troveremo anche altri aggettivi, Matej Kasiski. E adesso staremo a vedere, perché prassi vuole che dopo 3 set ci sia qualche cambiamento negli assetti, non è una regola chiaramente, diciamo, abbiamo detto una prassi. Quarto set a cui avremmo sicuramente assistito anche se ci fosse stato un 3-0 da una parte o dall'altra, trattandosi, come detto e ripetuto, di una sgambata, di un allenamento congiunto, niente di ufficiale qui al Pala Olimpia. Una bellissima occasione di vedere dal vivo o di apprezzare attraverso i vostri device, attraverso il gran lavoro che sta facendo Avelia HD, apprezzare questo allenamento congiunto, pratica visibile in tutto l'orbe terracqueo, e certamente saranno diversi anche gli osservatori che non tifano per queste due squadre, in attesa poi del campionato che
sarà seguito su altre piattaforme e naturalmente anche da Rai Sport, che anche l'anno scorso è stata presente spesso e volentieri con le sue telecamere qui al Palo Olimpia. WTU Verona, abituiamoci a questa nuova dicitura, questo nuovo title sponsor che accompagnerà per queste e le prossime stagioni l'avventura del volley veronese ai massimi livelli della Superlega, con l'ambizione di fare qualcosa di importante e di fare qualcosa di nuovo per rilanciare la pallavolo ad alti livelli in questa città e in questa provincia. Si riprende a giocare, abbiamo detto non ci sono cambi di campo, non sono necessari. Sulla metà sinistra vedrete sempre giocare la WTU Verona, sulla destra l'Itas Trentino. A occhio e croce non vediamo grossi cambiamenti nelle file di Verona, e c'è Zanotti al centro, c'è Raffaele che è rimasto in campo. Non grosse novità nemmeno nelle file dell'Itas, c'è l'errore, o meglio la riga calpestata dell'Osso al servizio, anche se non tutti sono d'accordo con questa valutazione dell'arbitro. Fatto sta che c'è Raffaele al servizio sull'1-0 per la WTU. È tornato in campo Cavuto, attacca Javoronok, uno pari. L'opposto è Nelli in questo quarto set. Keita riceve e attacca, molto pesante la sua mano e si fa sentire sul muro di Trento. De Palma, palla dietro per Cavuto, molto bene, Oreste Cavuto, giocatore di 25 anni, nato a Lanciano. Javoronok da opposto adesso a posto 4 al servizio sulle due pari. Gran bel muro, ma si continua a giocare. Gaggini palleggia di là, Perrin, Pace, De Palma, Javoronok, Keita, Raffaele, Perrin, a palla ancora lì, attacca di nuovo il canadese, difende molto bene Trento, palla molto tesa, la prova ad aggiustare con la mano sinistra e ci riesce Oreste Cavuto, ottiene il punto per l'Itas, 3-2 per la formazione di Lorenzetti. Grande intensità che prelude a un gran bel derby, il derby dell'Adige, come è stato più volte definito. Stessi colori sociali peraltro, quindi ci aspettiamo anche un bel colpo d'occhio quando arriveranno anche i tifosi della Gislinberti, i tifosi di Trento, che hanno sempre affollato chiaramente le gradinate del palazzetto veronese. Il pallonetto di Zanotti non conclude, gran difesona di Keita, ma la palla viene sollevata in modo non regolare secondo l'arbitro. Non è d'accordo Radostojcev, c'è qualche timida contestazione. L'ha tirata un po' su col badile la palla, ma secondo Stoicev era regolare. Intanto ne approfitta Svetlin Ivanov per riasciugare un po' il campo. È un tuttofare il preparatore atletico di Verona. 4-2 per l'Itas con Donovan Javoronok. Gran lavoro al servizio e in attacco, qui fallisce la battuta
4-3. Lorenzo Cortesia va in prima linea. C'è Zanotti al servizio, ricordiamo al palleggio a Rafael. Javorno, poi Cavuto, palleggia De Palma e poi la grande conclusione di Oreste Cavuto con un gran punto. Trento adesso col assetto che prevede Javorno in ricezione. Vout Der, e a palla termina nei pressi della riga. Perrin dice fuori e sì, alla fine tutti d'accordo. Insomma, magari non completamente, ma insomma non è il caso di esasperarsi per una palla dentro fuori. Javorno molto bene la sua ricezione, per non dire dell'attacco, ma copre bene Gaggini, poi attacca ma fuori. C'è il tocco, però c'è il tocco sull'attacco di Shaposkov. 5 pari. Sa che non vedremo all'opera nemmeno oggi il danesino Jensen. Gran palla questa di Nelli, gran palla. 6-5. Gabriele Nelli è entrato a partita in corso. Merita sicuramente di giocare anche quest'anno in Superlega dopo l'amara retrocessione dell'anno scorso con Vibo. 6 pari. Perrin batte forte, batte in campo. Gran ace, scuote i tifosi della WDU. Era quello che ci voleva per Verona in questo momento. Questa invece un po' meno, ma è comunque una squadra che è riuscita a tenere fin qui molto bene al cospetto di una formazione che, pur priva di elementi di grandissimo valore, è pur sempre una squadra di notevole spessore e indiziata per essere una grande protagonista di questa stagione. 8-7. Ma se tanto ci dà tanto, anche la WDU riuscirà a togliersi qualche soddisfazione. Almeno queste sono le premesse e queste sono le intenzioni. Attacca dalla seconda, ma non chiude Cavuto, si gioca ancora. Shaposkov ritrova la manona vincente il russo. Prova a metterci tutti i centimetri che può Domenico Pace, non riesce a opporsi più di tanto. Anche lui un millennial, diciamo, nato nel 2000. Pace, eccolo in ricezione, e poi l'attacco di Cavuto, fuori. Verona avanti di 3 nel quarto set, 10-7. E vediamo se Verona vorrà regalare anche l'emozione del tie break in questo allenamento congiunto. Javorno, mani fuori. Chiaramente ha meno cambi a disposizione Lorenzetti, quindi alcuni giocatori sono sottoposti a un surplus di lavoro. Questo è appunto Javorno, prima opposto e poi schierato in diagonale a Cavuto. Keita, Rafael, Keita, niente muro, e poi Rafael ci prova lui.
va a palleggiare, poi Keita che sale fino in cielo con quella mano che va ad artigliare le nuvole e va a mettere giù il pallone dell'11-7, se non ho contato male, che qua tabellone va e viene, ecco, voi ce l'avete fisso inquadrato, però l'importante è quello, fa testo quello, diciamo, ecco. Rafael al servizio, salto float con un effettone, la tagliata con l'affettatrice. 12-8, gran ace, tutta la sapienza artigianale, diciamo, nelle mani di Rafael, capitano, con tutti i galloni possibili di WTW Verona. Cavuto che anticipa Pace in ricezione, quel muro va dentro, va nell'incrocio delle righe e Keita si scatena nel complimentarsi con i compagni. Adesso la WTW è caricata a 1000 con Raffaella al servizio, vediamo cosa si inventa adesso. È una palla lunga che mette in difficoltà Pace, palleggia dietro le spalle Cavuto, e poi c'è un altro muro su Javoronok. Keita sente questi applausi scrosciare tutti per lui. 14-8, e lui ha detto: io sono venuto qua per vincere, a parte che nessuno viene mai per non vincere, però Keita ha veramente grandissima volontà e ambizioni. Altra affettatrice per Rafael, ma riesce a rispondere, a mettere il punto Der. Si divertono i giocatori, si diverte il pubblico, ci divertiamo un po' tutti in questa sgambata, al di là del risultato che poi conta quel che conta. Sfiora l'ace, ma la palla proprio esce di un niente, quella di Nicolò De Palma al servizio. 15-9, saldamente al comando in questo quarto set la WTW Verona. C'è Keita che si libera nell'aria, Pace riceve bene, De Palma e poi Der. Ottima transizione del pallone dalle mani di De Palma a quella di Der. Javoronok, a lui è affidato il compito di incidere con la battuta, che Trento sicuramente non vorrà arrendersi a un esito che adesso sembrerebbe quasi scontato. Intanto battuta forte, Shaposhkov prova a piazzarla ma sul muro 3 non riesce a passare, palla ancora dietro per il russo e attacca in diagonale, va e passa questa volta Shaposhkov. 16-10. Arriva il cambio, esce proprio Donovan, entra con il numero 15 Alessandro Bristot in seconda linea, poi vediamo se farà tutto il giro. Tanto arriva un bel punto in primo tempo di Der, proprio Der al servizio, quindi nella diagonale rientra in prima linea l'altro centrale Stefano Dell'Osso, diagonale giovanissima. Non bene qui Gaggini, ricezione esclamativa, attacco di Dell'Osso, punto per l'Itas Trentino con il centrale. Davvero giovanissimi i centrali di Trento, tutti molto validi. 16-12. Der, questo è il più anziano, è del 2001, fallisce il servizio il belga. 17-12. Tocca a Shaposhkov. Voilà, ci ha provato il russo. 17-13.
serve un altro pallone perché quello di Shaposkov è finito in tribuna nord, completamente deserta. Tra l'altro quella sarà, penso, per questa stagione, anche per questa stagione, quella riservata agli ospiti. Attacca Cavuto! Itas a segno. Per tanti anni la Gradinatela Nord è stata la casa, tra virgolette, del tifo organizzato, la Maraia giallo-blu, il tifo organizzato di Verona, che poi l'anno scorso si è trasferita al sud, nella curva opposta. Adesso sono tutti un po' sparpagliati. Si riparte con Nelli pronto al servizio e la tira forte, mette alla prova Gaggini. Shaposkov la piazza, ma c'è sulla diagonale proprio Nelli, la spinge Cavuto e la mette giù. Oreste Cavuto, punto numero 15 per l'Itas Trentino. Esercizi di riscaldamento un po' più intensi rispetto agli altri giocatori della panchina per Giulio Magalini e per il secondo libero Bonisoli. Sa che non venga anche per loro il momento di fare ingresso in campo. Keita no, riesce Raffaele, sì, ma palla non è nel corridoio regolare, allora non so se è stato chiamato un altro time out o forse solo una sostituzione. Sì, eccolo qua Magalini al posto di Keita. 17-16. Giulio Magalini si sistema in posto 6 per la ricezione, al suo fianco a destra c'è Gaggini, a sinistra Perrin, proprio per il canadese il pallone in bagger. Gaggini, palleggia Perrin, Nelli, De Palma, Cavuto trova quel corridoio che non ti aspetti e arriva il 17 pari. Sale l'intensità di questo set, il livello è già molto alto, dobbiamo dire. Saranno pure impressioni di settembre, ma sono buone impressioni quelle suscitate fin qui dalle due squadre. E il bello in questo set deve ancora venire. Che gran battuta quella di Nelli, ace. Gaggini che pure ha fatto un'ottima partita, questa volta non riesce a trovare il modo di tirare su questa palla. Palla del sorpasso Itas. Vediamo se si ripete come Paganini. Gabriele Nelli prova dall'altra parte, la palla è in campo. Palla è in campo. Nella zona di Rado Stoicev. Non vi inganni quella presenza, non è un giocatore aggiunto. 17-19, due is di Nelli. E ci riprova ancora, questa volta lunga la sua battuta. Applausi comunque per Gabriele Nelli. Adesso vediamo Perrin. Non forza, cerca i 3 metri con la battuta. Cavuto, murato!
E poi c'è la spallata che diventa provvidenziale da parte di Nicolò De Palma, ha rimesso in qualche modo la palla di là, una carambola che si è rivelata poi fortunata in quanto Verona non è riuscito a tenere in campo il pallone. Torna Keita, esce Magalini, c'è Cavuto al servizio e aveva provato ancora una volta la battuta profonda e potente, ma non è riuscito a tenerla in campo. 19-18, bene o male Verona è ancora lì, c'è quel break da recuperare, cortesia al servizio, così è uno che forza anche la battuta, infatti va a cercare il libero e poi rimane sospeso per aria. Bravo Dell'Osso a tenersi per aria e poi mettere il punto del 21-19. C'è un altro cambio in vista, con il numero 6 c'è Francesco Bernardis. Eccolo qui, qui è il secondo palleggiatore in questo contesto. Va lui al servizio, cercare Perrin, palla al centro, primo tempo molto bene Zanotti, 20-21. Verona in piena corsa e quando mette a frutto un punto il ragazzo, che vuoi che sia Magalini oppure Zanotti, insomma l'applauso ha sempre una sfumatura particolare. Rafael Cavuto, pallonetto morbido, tiene Keita, prolungato la traiettoria, altro pallonetto questa volta proprio del Magliano e si balla con Keita. 21 pari. C'è veramente un clima bellissimo qui al Palo Olimpia. Rafael all'attesa, Cavuto, palla dietro, Pernelli, questa volta mi sa che il tocco non c'è, viene chiesto, Keita dice no, ma scherzi, no, no, non l'ho toccata, no. Ma volete dubitare dell'onestà di questi giocatori? No, di Keita no. Ecco il punto di Verona, 22-21. Rafael al servizio. Tutto può succedere in questo quarto set. Cavuto, De Palma, Cavuto, mi sa che non è passata, non c'è stato neanche il muro a toccare questo pallone, troppo bassa questa palla di Oreste e 23-21 recita il tabellone con Raffaella al servizio, break importante da parte di Verona. Lorenzetti come una sfinge non ha chiamato tanti time out, non tanti quanti ne ha chiamati Stoicev. Errore sull'assalto flot di Raffael. Adesso rapida consultazione tra i giocatori dell'Itas prima che vada al servizio Nicolò De Palma. Importante per Verona conquistare il cambio palla e lo conquista senza dover faticare in quanto la battuta di De Palma è lunga. Adesso c'è Keita, galvanizzato sicuramente dagli ultimi punti. Keita vorrà dare spettacolo e provare a mettere a segno lui, il 25esimo non ci riesce, annulla così Trento una palla set, ma adesso è Verona sulla ricezione ad avere una seconda opportunità. Gaggini, Rafael, Perrin, gran diagonale e Verona agguanta il pari, 2-7 a testa, 25-23 e allora si va al tie break. Vedremo tra poco l'epilogo di questo match. Consultazione, fatelo a 15 o no?
Adesso sentiamo anche che ci siano variazioni, sentiamo, riusciamo a capire. No, trattandosi di sgambata potrebbe anche terminare con qualsiasi punteggio il tie break, ma crediamo che sia... No, finisce lì. Ah, finisce così. Finisce un po' come Tamberi col collega del salto in alto, la vinciamo tutti e due, dai, diciamo così, due pari. Niente tie break, soltanto applausi per queste due squadre. È stato un ottimo allenamento congiunto sostenuto da Luigi Verona e Itas Trentino. Gli applausi sono i primi di questo periodo che precede l'inizio della Superlega. Abbiamo detto, le premesse ci sono tutte e sarà sicuramente una stagione bellissima quella che ci apprestiamo a vivere qui al Pala Olimpia di Verona. 2 set pari, salomonico pareggio, cosa che nella pallavolo non è ammesso se non in queste occasioni qua. Noi saremo quasi per concludere la nostra telecronaca, attendiamo naturalmente istruzioni dalla regia, non so se ci sarà spazio per interviste, abbiamo comunque tutto il tempo a disposizione, tra l'altro questo epilogo era un po' inaspettato, ma giusto così. Grandi sorrisi, abbiamo visto anche il presidente Stefano Fanini con il Tama, buon compleanno Tamanini che ha compiuto 80 anni, grande figura di quelle che stanno in seconda linea, ecco, grande bello applauso questo intanto per i giocatori della WIDU Verona. Un bel viatico anche per la campagna abbonamenti, crediamo che anche chi non era qui ha potuto apprezzare lo spettacolo e si è divertito insieme a noi in questa serata. Naturalmente grazie anche all'Itas Trentino che ha giocato una bella partita e che ritroveremo con i vari Micheletto, Sbertoli, Lavia, Podrascianin, Lisinaz. E poi ditemi voi se non è uno squadrone quello che tornerà qui al Pala Olimpia il prossimo 9 ottobre alle 18, naturalmente salvo variazioni dovute ad esigenze televisive. Normalmente nel finale delle partite di campionato abbiamo anche l'MVP, questo non è il caso di questa partita, che non è una partita vera ma un allenamento congiunto. Abbiamo forse modo di ascoltare qualcosa? C'è un'intervista? No, non potremo ascoltarla noi, magari poi sui social del WIDU Verona avrete la possibilità in un secondo momento di sentire anche le interviste ai protagonisti. Tanto permettetemi di salutare il nuovo responsabile della comunicazione della WIDU Verona, Damiano Beltotto, che mi fa dei segni o li fa la regia, ecco che sono 3 minuti, abbiamo ancora 3 minuti di collegamento. Damiano Beltotto alla testa di una squadra dei comunicatori del tutto nuova, e se è all'ascolto permettetemi anche un ringraziamento a chi ha portato avanti questo ruolo per diversi anni, Andrea Redomi, a cui va il mio personale e grato saluto. E naturalmente buon lavoro a questi nuovi arrivi che ringiovaniscono, rinfoltiscono la pattuglia comunicativa della WIDU Verona. Tante sorprese sono state annunciate ma non enunciate nel dettaglio. Questa novità che è in arrivo, queste novità che sono in arrivo saranno una sorpresa per tutti, e quindi nemmeno io sono riuscito a saperne qualcosa di più, ma si tratta di novità che ci dicono non hanno tanti precedenti nemmeno in Italia, quindi veramente attendiamo con molta curiosità
cosa ci stanno preparando qui dalla WTU Verona per questa stagione, al di là di quello che succederà sul parquet, perché è tutto importante, anche la cornice. Bello venire qui magari mezz'ora, un'ora prima per godersi il prepartita, mentre intanto viene intervistato dai colleghi della carta stampata Lorenzo Cortesia. E intanto si procede a smontare e liberare il campo con una rapidità record. Abbiamo visto che fino a mezz'ora prima che cominciasse questo allenamento congiunto ancora si stava allenando la Tezenis di basket. Grande sinergia tra le due società. Tanto ci dicono che possiamo terminare il nostro collegamento. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie ad Avelia HD che ha garantito questa diretta, un grazie in particolare ai tecnici che ci hanno supportato. Gianni Veronesi vi saluta e vi dà appuntamento ai prossimi allenamenti congiunti, naturalmente alla imminente Superlega. Grazie ancora e buona serata a tutti.